Buon pomeriggio, buon lunedì, come sempre ci ritroviamo con Anteprima Corner per fare il bilancio del fine settimana calcistico per le formazioni siciliane. Ci occuperemo del Catania fra non molto, con me in studio c'è Alessandro Vagliasini. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Alessandro che ritroveremo anche questa sera nel corso di Corner e poi ancora... un paio di cosucce. Delle novità? Sì. Bene. Fra poco ci arriviamo allora e poi volevo chiaramente ricordare che ci collegheremo con Palermo, Marco Gullà, con Trapani, Franco Cammarasana, con Siracusa per affrontare il problema della crisi del Siracusa con il nostro Marco Petrolito. Ma intanto come sempre possiamo anche dare con il supporto della grafica il quadro dei risultati della giornata di ieri. Siamo ormai arrivati alla 10ª giornata, siamo a un buon punto della stagione. Questi sono i risultati: Casarano sconfitto in casa 2-0 dal Foggia, questa è certamente una sorpresa. Il Crotone ha perso in casa con il Monopoli 2-2 tra il Sorrento ed il Cosenza. Latina superata in casa dal Giuliano per 1-0. La Casertana ha battuto il Siracusa 1-0. Atalanta Under 23 Trapani 2-0. Benevento Potenza 2-0. Il Catania, come ampiamente già ricordato anche nel corso dei nostri telegiornali, 2-0 sulla Salernitana. Il Cerignola superato dalla Cavese 3-1 a domicilio e poi l'Altamura ha battuto il Picerno per 3-1. La classifica che ne viene fuori dopo questi risultati, dopo 10 turni. Benevento e Salernitana sono in testa a 22, una lunghezza di distacco per il Catania a 21, poi c'è il Casarana a 18, Crotone a 17, stessi punti della Casertana. Cosenza a 16, Monopoli a 15 punti, poi 13 punti per il Potenza, 12 Latina, a 11 Atalanta Under 23, Sorrento e Altamura, 10 per il Cerignola ed il Foggia, 9 punti Giuliano, Picerno, poi 8 per il Trapani assieme alla Cavese, ma il fanino di coda Siracusa con 3 punti. Allora, Alessandro, cominciamo subito dal Catania, un Catania determinato, forse mai in questa stagione così determinato, una squadra con tanta voglia di fare bene, una squadra che ha diciamo prima studiato la Salernitana e colpito poi al momento giusto con una magistrale punizione di Cicerelli, ma poi non ha mai sofferto. Questa è la nota che va evidenziata. Credo che sia stata la più bella prestazione del Catania da quando è tornato in Serie C, una prestazione per il valore dell'avversario di alto livello sotto tutti i punti di vista. Credo che Toscano abbia battuto ai punti Raffaele, partita tatticamente preparata alla perfezione e soprattutto gestita egregiamente a gare in corso. Catania che ha acquisito una consapevolezza alla luce della vittoria di ieri che vale tanto, non tanto in termini di classifica perché ancora è prematuro parlare di classifica, ma la consapevolezza di non essere da meno della Salernitana, che da tutti era accreditata come la corazzata del campionato, la squadra che avrebbe dovuto fare un sol boccone di tutte le avversarie. La prestazione di ieri ci conferma che la Salernitana probabilmente in questo avvio di stagione ha avuto un credito ampio con la fortuna, perché tante partite che non meritava di vincere le ha vinte, ma nel confronto diretto non si può bluffare ed è chiaro che nella valutazione della partita, dell'organico e della constatazione che il Catania Angelo ieri per esempio in panchina aveva giocatori che non sono entrati a gare in corso come Beters, Allegretto, Pieraccini, Stoppa e Caturano, è una squadra che sicuramente è al pari se non più forte della Salernitana per quello che abbiamo potuto vedere nella partita di ieri. Diciamo che si può sedere a questo tavolo dove si gioca la promozione e giocarsela alla pari. Non ci sono dubbi, la riprova sarà domenica col Benevento, che lasciami dire è una partita ancora più difficile di quella di ieri, per caratteristiche della squadra di Auteri. Il Benevento secondo me ha armi per mettere più in difficoltà il Catania rispetto a quanto lo abbia fatto la Salernitana, però è chiaro che il Catania gioca al Massimino, una cornice di pubblico che non ha eguali in Serie C e forse neanche in molti stadi della Serie B, ed è un vantaggio non da poco, e quindi anche contro il Benevento io sono sicuro che i ragazzi di Toscano saranno all'altezza della situazione. Vorrei sentire Toscano, qualche battuta nel dopo gara. Arriviamo dunque all'intervista con il tecnico del Catania.
Ho visto preparare la partita con la stessa attenzione che abbiamo preparata quella col Giuliano, ma noi abbiamo avuto solo la giornata di Cosenza e forse la partita di Cerignola, dove per tante cose non siamo stati ai nostri livelli, ma per il resto io ai ragazzi devo fare solo i complimenti per come si stanno allenando. Poi è normale che quando recuperi tutti, come Aloi, come D'Ausilio al 100%, come Rolfini al 100%, come Donnarumma che per un mese l'hai dovuto gestire, poi diventa un'altra cosa, la competitività nell'allenamento e delle partite ti alza il livello, e oggi i ragazzi hanno alzato il livello contro una squadra forte, e ripeto, oggi ma anche in altre partite mi sento orgoglioso di allenarli ogni giorno e di vedere oggi le prestazioni che hanno fatto. Allora, le parole di Toscano, chiaramente orgoglioso della sua squadra, mi sembra un Toscano più sereno adesso. Sì, perché ha recuperato gli effettivi, a parte Raimo e Martic, ci sono tutti. Caturano ieri non è entrato perché aveva avuto una sciatalgia già a partire da giovedì, ma niente di preoccupante, sarà abile e arruolabile per la partita di domenica prossima, e quindi avere una rosa al completo con tutti gli effettivi e avere la possibilità di scegliere, come abbiamo evidenziato prima, in una panchina così ricca e lunga. Chiaramente un allenatore bravo qual è Toscano, ed esperto della categoria qual è Toscano, non può che ovviamente ricavarne consapevolezza e soluzioni per ogni tipo di partita. Corbani, voglio dire, è una soluzione. Esce Guaini, entra Loi, e così via, potremmo dire altri, esce Lunetta ed entra D'Ausilio, Caturano al posto di Forte o Rolfini, insomma abbondanza ne ha. Hai possibilità di assolutamente scegliere. Sì, sicuramente un fattore che ieri ha fatto la differenza a lungo andare è stata la qualità degli esterni, perché Casasola e Donnarumma hanno stravinto i duelli individuali con i dirimpettai, e questo credo che sia stato il vero fattore che ha reso in discesa la partita del Catania nel secondo tempo. Lasciami fare una puntualizzazione fra virgolette a proposito di Forte. Mi pare di poter dire che ieri ha retto bene rispetto alla difesa della Salernitana, che è una difesa che incassa però parecchio, dobbiamo anche dirlo, a rispetto di quella del Catania, che invece è la migliore difesa della stagione per distacco, e comunque ha mostrato di sapere fare, diciamo, lì davanti il terminale offensivo. Ha saputo approfittare anche di un clamoroso errore della difesa avversaria, ma spesso i gol nascono da errori. Un Forte sempre più presente nel gioco del Catania, non soltanto come finalizzatore, ma anche proprio come collante tra il reparto d'attacco e quello di centrocampo. In un paio di circostanze abbiamo visto fare l'assist man per Lunetta, proprio grazie a questo lavoro di raccordo, perché veniva sulla tre quarti, difendeva il pallone e poi trovava il movimento di Lunetta. È un giocatore che non ha certamente nelle sue caratteristiche lo spunto dell'uno contro uno, cosa che a mio avviso ha molto di più Rolfini, ha lasciato intravedere ieri queste caratteristiche, però possono essere complementari, questo è certo. Quindi il tema che abbiamo più volte affrontato durante Corner di un Catania in prospettiva a 2 punte, credo che sia un tema che diventerà sempre più d'attualità nelle prossime settimane. Però possiamo vedere su Forte il nostro top del match, per la seconda settimana consecutiva è lui il top del match, è un giocatore che insomma quarta marcatura, un solo gol su calcio di rigore. Vedete insomma lo score, 9 presenze e 4 gol e un assist, e abbiamo sottolineato in chiave statistica, come vedete sulla destra, che era dalla stagione 2020-2021 che non realizzava almeno 4 gol nel girone d'andata. L'ultima volta accadde col Venezia in Serie B, quando chiuse il girone d'andata addirittura con 10 gol in 19 partite. Quindi segno che era un giocatore anche da ritrovare da un punto di vista della continuità di rendimento, perché ha avuto alcune stagioni insomma con vari intoppi di natura fisica e altri di altra natura. Quest'anno insomma sta offrendo un contributo che sta diventando sostanzioso.
Beh, mi sembra di poter dire che con Forte il Catania potrebbe rivivere la stessa storia, termine forse troppo forte, con Inglese, perché Inglese arrivava da un lunghissimo stop, addirittura si pensava che potesse finire anche con il calcio giocato. Adesso Forte si sta prendendo il Catania, la fase offensiva del Catania, senza dimenticare però che in Ci sono panchina altri due signori che ovviamente potranno rivendicare il loro posto, cioè Caturano e Rolfini, ma sicuramente sul Forte il tuo ragionamento è ineccepibile. E torniamo alle dichiarazioni di Toscano: averne così tanti alza innanzitutto la qualità degli allenamenti e quindi poi paga il lavoro settimanale ai fini delle scelte di inizio gara e di gara in corso. Prima di salutarci ci devi dare due notizie. Due notizie. La prima riguarda il rinnovo di contratto di Mario Ierardi, il cui contratto scadeva a giugno 2026, è stato prolungato di un altro anno, una testimonianza insomma, di riconoscimento per quello che è l'avvio di stagione sicuramente notevole del difensore del Catania. L'altra notizia che vi possiamo dare è che oggi alle 12:30 c'è stata una call conference tra Catania e l'Australia. Al centro di questa call conference Torre del Grifo, ovviamente alla luce dell'offerta che è stata presentata formalmente dall'Aurora SRL di 4 milioni e 10.000 euro. Il Catania oggi ha fatto questa call conference e conferma la grande attenzione all'operazione Torre del Grifo. Quindi significa che ci sarà un rilancio rispetto chiaramente a questa offerta. È assai presumibile che sia così. Benissimo, d'accordo. Grazie allora ad Alessandro. Approfondiremo anche questo tema. Stasera ne parleremo. Parleremo di questo e di altro. 20:45 come sempre con Corner, la versione estesa tutta dedicata al Catania. Resta lì un attimo Alessandro, perché vedo già collegati a Palermo Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti. Tra poco arrivo da te, grazie anche a Franco Camarasana che vediamo in viaggio probabilmente, e quindi grazie, arriviamo anche da te. E poi salutiamo anche il nostro Marco Petrolito, ci parlerà della crisi del Siracusa. Stamattina però regolarmente in campo il tecnico degli azzurri, per il momento resta al suo posto. Facciamo una sosta e dopo ci rivediamo e partiamo da Palermo. Tutto questo fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner. Allora, come promesso, andiamo a Palermo da Marco Gullà. Buon pomeriggio ancora Marco. E ha lasciato un po' l'amaro in bocca questo pareggio di ieri con il Modena, perché a un certo punto insomma Inzaghi e i suoi ci avevano anche creduto nella possibilità di uno sgambetto, di un sorpasso alla capolista. Però evidentemente se il Modena è lì ed è primo ci sarà un motivo. Sì, dire il vero Angelo, sì, la Marimba, che comunque si sperava, Palermo sperava appunto di vincere contro la capolista e quindi operare il sorpasso. La freccia era già stata messa, ma Palermo l'ha dovuta togliere perché poi si è reso conto anche della forza, della solidità del Modena. Diciamolo chiaro, noi siamo ovviamente, non siamo tifosi, siamo giornalisti che seguiamo ovviamente le vicende delle squadre siciliane, ma se ieri il Modena avesse vinto non avrebbe assolutamente rubato nulla, non tanto per le occasioni create, che poi non sono state tantissime, ma per via del gioco. Nella ripresa la superiorità del Modena è stata assolutamente netta nei confronti del Palermo, anche in virtù di una condizione atletica più brillante rispetto a quella di Inzaghi. Palermo ha giocato un buon primo tempo dove ha trovato il vantaggio con Segre, poi improvvisamente nella ripresa lo spartito è praticamente cambiato, drasticamente cambiato. Il Modena ha preso in mano il filo della gara, ha condotto, ha trovato il pareggio con Beresischi su autogol, l'autogol di Beresischi, poi ha avuto comunque prima un'altra clamorosa occasione con una gran parata di Joronen, e poi probabilmente se la gara
fosse durata ancora qualche minuto, il Palermo poteva rischiare anche di perderla. Marco, Diciamo subito che il Palermo... Marco, scusami, Sì. ma cosa ha inciso? Cos'è stato il fattore che ha fatto cambiare la partita, secondo te? Un calo del Palermo da un punto di vista fisico o altrimenti una crescita anche da un punto di vista sul piano tecnico e tattico del Modena? Quali sono gli aspetti, secondo te, che vanno attenzionati? Non è che nel primo tempo il Palermo avesse fatto calcio champagne, aveva trovato il gol in un episodio e poi comunque aveva giocato con una certa, con un certo dinamismo e soprattutto aveva anche avuto l'occasione per fare il 2-0. E poi invece nella ripresa la condizione atletica per me ha inciso tantissimo, al di là della sosta il Palermo aveva praticamente le ruote a terra, si è ritrovato con le ruote a terra, è come quando insomma si va fuori al lavoro la mattina e trovi le ruote a terra, la stessa identica cosa. Il Palermo praticamente non ha più capito nulla del gioco del Modena, dobbiamo anche dire questa, perché Zampano insomma sulla fascia è stata davvero una spina nel fianco per la difesa del Palermo e ci sta, però c'è un fattore positivo per il Palermo e per i tifosi del Palermo, che questa squadra, al di là del fatto che ha subito tantissimo questa manovra avvolgente del Modena, tanto è imbattuta in campionato e poi non ha perso. Era successa la stessa identica cosa con il Venezia che aveva sciorinato un grande calcio, soprattutto un buon calcio, soprattutto nella ripresa, però non aveva trovato il vantaggio, non ha battuto il Palermo e così è stato anche per il Modena. Ha fatto un buon calcio, una manovra avvolgente, però non ha trovato la vittoria. E questo sicuramente è un elemento importante perché significa che il Palermo, un po' come un pugile, sa incassare, ma non va al tappeto, va alle corte. Stiamo vedendo la classifica. Marco, vediamo la classifica con il Modena più 2, 18, poi c'è il Palermo a 16 e poi un gruppo di squadre, 3, Frosinone, Cesena e Monza. Il Monza quindi sta tornando su, 14 punti. Il Venezia e la Juve Stabia a 13, via via tutte le altre. Diciamo che con il passare delle settimane, con il passare delle giornate, si delinea veramente quella che è poi il gruppo di formazioni che si giocheranno e la promozione diretta ma anche i play-off. Sì, diciamo che ancora siamo al 20 ottobre, è ovvio che ancora gli equilibri non sono proprio, sono un po' sottili, però è ovvio che già le prime della classe stanno iniziando a rodare e soprattutto a fare punti. Diciamo che è una classifica anche positiva, più che positiva per il Palermo, secondo in classifica, 2 punti di vantaggio sulle terze, 2 punti di distacco soltanto dal Modena, la prossima trasferta che sarà quella di Catanzaro che in teoria è una trasferta agevole alla portata di questa squadra e poi ci sarà il big match contro il Monza che appunto sta risalendo, attenzione al Monza che ha vinto a Frosinone, ha giocatori che hanno fatto la Serie A, è una squadra che secondo me alla lunga poi sarà nella zona diciamo, VIP della classifica. Sentirei anche le impressioni di Inzaghi e poi ci proiettiamo anche, cerchiamo di capire come sta il Palermo, se ci sono dei recuperi importanti, se Ranocchia potrà essere diciamo, utilizzato a tempo pieno da Inzaghi. Tante sono le curiosità sul Palermo, intanto sentiamo e vediamo Inzaghi. Il campionato è difficilissimo, non ci facciamo distrarre dalle chiacchiere, facile non è nulla, il Modena non è primo per caso, secondo me abbiamo fatto fino al 60esimo un'ottima partita, probabilmente potevamo fare il secondo, poi insomma Joronen ci aveva salvato in una situazione e sul gol probabilmente dovevamo essere un po' più bravi. Però penso che il pareggio sia il risultato giusto del campo, bisogna saperlo accettare. Quando, ho già detto, quando non si può vincere, anche se speravamo di vincere per la nostra gente, bisogna portare a casa, diamo continuità comunque alla nostra striscia e abbiamo un'ottima classifica e dobbiamo già pensare a Catanzaro, ormai questa partita è andata. Abbiamo sentito anche Inzaghi. Chiudiamo con te, Marco, a proposito delle tante riflessioni che ti ho girato prima di sentire l'intervista di Pippo Inzaghi. Ranocchia insomma è ormai recuperato, ieri ha giocato titolare e poi è uscito nella ripresa, però sicuramente non è ancora al top della condizione. Serve davvero il Ranocchia al Palermo che possa prendere in mano la squadra e supportarla, perché davvero ieri Palermo ha assolutamente palesato dei problemi, dei difetti nella
costruzione del gioco nella manovra. La maggior parte delle azioni è partita sempre dalle fasce, da un augello insuperabile che definisco un giocatore sicuramente di grande rilievo, di grande calibro da Serie A. Bane ovviamente non può essere recuperato, tornerà dopo la sosta, così come Gyasi è rientrato Gomis che farà da seconda Jorionen per adesso, e poi non dovrebbero esserci altri rientri e soprattutto si spera non ci siano altri infortuni per il Palermo, perché ultimamente l'infermeria ha avuto soltanto posti all'impiedi. Grazie allora a Marco Gullà, aspettiamo chiaramente le tue notizie sul Palermo Grazie nel a voi. corso dei nostri telegiornali. Adesso andiamo a Trapani da Franco Cammarasana. Franco, un passo indietro del Trapani, perché la squadra di Aronica non riesce proprio a prendere il passo giusto, è un campionato spezzettato, molto discontinuo. Infatti, ieri gli obiettivi del Trapani erano due essenzialmente, quelli di dare continuità alla prestazione, soprattutto alla vittoria della domenica precedente, e soprattutto far valere l'esperienza contro una squadra molto giovane, imbottita di ragazzi davvero molto interessanti tecnicamente, soprattutto dal centrocampo in avanti. Dietro invece è una squadra sì di buoni elementi, qualcuno di questi il prossimo anno probabilmente giocherà in Serie A con l'Atalanta, però privi della necessaria esperienza. Ebbene, il Trapani ha fallito l'obiettivo della vigilia, evidentemente la partita è stata anche preparata male, anche se ha avuto due buone occasioni per arrivare al riposo magari in parità. Tant'è vero che il Trapani è stato il primo ad avere la buona occasione, al settimo con Ciotti, ma si è fatto respingere il tiro da due passi dal portiere Pismara, e invece poi ha subito nel giro di 7 minuti 2 gol. Non un gran tiro dai 25 metri di Manzoni, un tiro fortissimo sul quale chiaramente nulla poteva Galeotti, e poi al 16° un cross dalla sinistra dove i difensori del Trapani, pur essendo tutti molto alti, hanno avuto la peggio nei confronti del croato Levac, che è alto 195 centimetri, beato lui, e ha deviato la palla in rete. Poi al 19° ancora Ciotti ha avuto una buona occasione e lì si è spento un pochino il Trapani. Ciotti si è fatto parare il tiro dal portiere a tempo scaduto prima dell'intervallo, poi Benedetti si è fatto espellere in maniera ingenua, e poi nel secondo tempo in pratica c'è stata soltanto l'Atalanta che ha gestito il suo piacimento la partita. Il Trapani, malgrado le sostituzioni fatte operate da Aronica, ha soltanto rischiato al 52° e al 55° ancora di subire altri gol, il primo con Vapassori e poi con Bencaraglia, entrambe le volte bravissimo Galeotti, che si è ulteriormente confermato di essere un ottimo portiere. Ripeto, partita con un approccio mediocre, gestita male, evidentemente preparata male anche sotto l'aspetto mentale. Franco, abbiamo poco più di un minuto, ma qual è in questo momento l'umore di Antonelli? Perché Antonini, chiedo scusa, il fatto che il basket regali delle soddisfazioni settimana dopo settimana, mentre invece nel calcio, e là siamo ad altissimi livelli nel basket, mentre qui in Serie C si continua a stentare. Qual è la difficoltà? Perché il presidente non riesce a trovare il giusto, diciamo, equilibrio in questa squadra? Al pari della squadra di pallacanestro, che è stata in buona parte rinnovata, lì ha la possibilità di avere un direttore sportivo di grande esperienza di Serie A e un allenatore come Repecia, che in Europa ha vinto praticamente tutto. È un grande pregio averlo a Trapani, e lo sta dimostrando, lo conoscono tutti. Ieri hanno vinto una partita difficile a Cantù dopo un inizio complicato, poi la squadra è venuta fuori grazie soprattutto ad alcuni giocatori e soprattutto all'esperienza di Repecia, cosa che non ha la squadra di calcio. Ha dei buonissimi giocatori, potenzialmente sto forte, ma evidentemente fino adesso anche per via degli infortuni numerosi non è stata
in grado di esprimere tutto il suo potenziale. Non so quanto dovuto al tecnico, quanto dovuto, ripeto, agli infortuni che sono stati per la verità numerosi, ma anche al terreno di gioco del provinciale dove si allenano, che è davvero un attentato alla salute dei giocatori. Grazie Franco, però dobbiamo anche dire, Franco, dobbiamo anche dire che sul campo il Trapani di punti ne ha messi insieme 16 e quindi a guardare la classifica, diciamo, il Trapani non sarebbe così lontano, però c'è una penalizzazione che pesa sicuramente, è questo che evidentemente forse... È vero, però è potenzialmente una squadra che dovrebbe avere più punti classifiche, questo è fuori dubbio. Benissimo, grazie a Franco Cammarasana, evidentemente ci aggiornerai se dovessero accadere delle cose in casa Trapani. Aspettiamo aggiornamenti invece da Siracusa, dove per il momento la guida tecnica non cambia, resta saldamente, diciamo, nelle mani di Turati, però che stamattina ha diretto anche un allenamento. Che cosa succede a questa squadra? 9 le sconfitte e sono tante, 3 soli punti frutto di una sola vittoria in una partita, sulle 10 giocate, troppo poco, pochissimo per il Siracusa, che rischia davvero di fare una sorta di comparsa in questo campionato di Serie C. Infatti Angelo, buon pomeriggio, rinnovo i miei saluti qui da Siracusa. Una situazione sempre più disperata, quella in cui un po' incredibilmente, ecco, rispetto alle attese si sta venendo a trovare il Siracusa, che come dicevi dopo 9 sconfitte su 10, anche in considerazione dei risultati delle dirette rivali nella corsa per evitare la retrocessione diretta, si è già visibilmente staccata in classifica, dove lo ricordiamo si trova ultima a 3 punti, a 5 lunghezze di distacco dalla Cavese del Trapani, che sono a quota 8. Dunque urge trovare un rimedio per la squadra di Turati, lo ripetiamo da più di qualche settimana ormai, affinché gli azzurri, che salvo clamorose sorprese appunto, vedranno ancora una volta anche domenica prossima Marco Turati alla guida della squadra, sembra destinato a restare. Dunque ecco, debbano comunque poter provare quantomeno a risalire la china e tornare a far punti, che tra l'altro mancano dal successo con il Potenza del 24 settembre, risalente dunque quasi ad un mese fa. Il problema sembra essere più, a mio avviso, l'attacco, che oltre ad essere il meno prolifico del girone, con sole 4 reti all'attivo, al netto, ecco, delle buone prestazioni, perché a Caserta è stata positiva la prestazione della squadra, rimane comunque a bulico e il mercato di riparazione è ancora lontano per la società del presidente Ricci. Con Molina si è visto sicuramente qualcosa in più ieri rispetto al recente passato, ma ricordiamo, oltre 400 minuti senza segnare sono un campanello d'allarme che fa il pari. Sì, tu hai ragione, metti l'accento sul fatto che l'attacco non segni, però questa squadra subisce sempre gol. Subisce sempre gol. È una costante, è una costante. Ed è una costante. Sicuramente, ecco, c'è da lavorare sul discorso difesa, sul discorso modulo, sul discorso del modo di stare in campo della squadra, che comunque è stato sempre quello. Abbiamo visto sempre uno schieramento simile, sono cambiati gli interpreti, ma il risultato è stato sempre lo stesso. C'è poco da rimproverare, a mio avviso, l'allenatore Turati, che le sta provando tutte, i giocatori li ha fatti girare. Adesso anche Molina, dicevamo, ha provato Sciapola, ha provato Pacciardi, ha provato Bonacchi in mezzo alla difesa, ha alternato Iob, adesso sembra aver trovato Cancellieri sulle sinistre, Puzzone, che comunque è sempre uno dei migliori. Altre alternative a sua disposizione al momento non ce ne sono, dunque non rimane che attendere la partita con il Casarano, altra partita difficilissima in cui comunque il Siracusa non potrà commettere altri errori. Casarano però viene... Ecco, non vedo... il Casarano viene da una partita, l'ultima giocata in casa è persa, attenzione, quindi diciamo che forse l'effetto sorpresa del Casarano potrebbe andare verso, non dico un esaurimento, però si sta un pochettino, sta calando, e quindi magari il Siracusa potrebbe in qualche modo, no? Potrebbe approfittarne, ma è già qualche settimana che il Siracusa incontra delle squadre che potevano apparire in un momento propizio per poterla affrontare, poi non è stato così dal punto di vista dei risultati. Sicuramente il Casarano, e questo è il ragionamento che si faceva qui nei giorni scorsi, è una squadra che da neopromossa come il Siracusa ha cambiato poco, si è rinforzata, è un po' quella forse la mancanza della squadra di Turati, che avendo ceduto la maggior parte degli uomini che l'anno scorso avevano ottenuto la promozione, si è dovuta dover rifare tutto da zero, e questo sicuramente è uno degli elementi che la penalizza fortemente e che ha condizionato la fase iniziale del campionato. Angelo. Sì, allora Marco, noi ti ringraziamo intanto per essere stato con noi questo pomeriggio. L'appuntamento con te, così come per tutti gli altri, per Anteprima Corner è a lunedì prossimo. In settimana magari ci racconterai, ci aggiornerai, ci dirai se qualcosa cambia, se magari
che ne so, sul mercato degli svincolati il Siracusa riuscirà magari a trovare l'uomo giusto per un eventuale rinforzo in zone importanti del campo. Attendiamo dunque degli aggiornamenti. Grazie ancora al nostro Marco Petrolito da Siracusa e noi ci fermiamo qui. Grazie, buon pomeriggio a te. Noi ci fermiamo qui con Anteprima. Come sempre 20:45 c'è Corner. L'augurio a tutti di un buon pomeriggio.